Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Il primo derby del 2020 del basket sardo mette di fronte al Palarestivo Virtus e Cus Cagliari, due formazioni alla ricerca di un successo per invertire la tendenza. Tante le motivazioni per la squadra universitaria, che si è un po' fermata dopo un girone d'andata fantastico contro Faenza e la Spezia. La squadra di Sciascia ha infatti pagato un po' dazio alla stanchezza e ha perso in entrambi i casi, salutando di fatto il sogno delle Final 8 di Coppa Italia. Ora si riparte, insomma, dopo una sosta senz'altro benefica, anche se in questa partita il Cus dovrà fare a meno del proprio capitano, nonché quarta miglior realizzatrice del campionato. Stiamo parlando di Erika Striulli. Vedremo come se la caverà appunto il Cus. Ha già giocato in questo 2020 invece la Virtus, che ha perso nettamente proprio alla Spezia sabato scorso con il risultato finale di 61-42, ma che in questa annata si è specializzata nei derby. Ricorderete la bella vittoria nel derby prenatalizio contro il San Salvatore, e c'è soprattutto il precedente dell'andata con la squadra di Perazzoli, che sorprese a domicilio il Cus nel turno inaugurale del campionato. Finì quel giorno con il risultato di 58-63 dopo una partita veramente pazza, vinta appunto dalla Virtus in rimonta. Quella sconfitta grida ancora vendetta per la squadra universitaria, mentre le bianco-blu vogliono in qualche modo confermarsi come la bestia nera del Cus. Questi i temi principali del derby, che verrà arbitrato da Giulia Caravita di Ferrara e Alma Pellegrini di Cesenatico. Virtus che occupa l'11° posto in classifica con 8 punti. Il bilancio stagionale parla di 4 vittorie e 9 sconfitte. Il Cus invece veleggia ancora in zona playoff, 5° posto con 16 punti, esattamente il doppio appunto nella Virtus. 8 vittorie, 5 sconfitte. Questo il ruolino di marcia della squadra di coach Federico Sciascia. L'ultimo successo è datato però 14 dicembre, dunque quasi un mese fa, una vittoria peraltro anche abbastanza sofferta su Viterbo, che è il vice fanalino di coda del campionato. Finì 67-65 in quel caso. Atmosfera calda qui al Palarestivo, atmosfera da derby, ma ce lo aspettavamo senz'altro. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento, allora possiamo già darvi conto dei quintetti titolari schierati dai rispettivi allenatori. Per la Virtus partono Federica Brunetti, una delle ex di questa partita, ma le citeremo nel dettaglio poi man mano che andrà avanti la partita, e che la stessa ci proporrà appunto dei temi. C'è Martina Zolfanelli, c'è il capitano Laura Pellegrini Bettoli, c'è Iva Georgieva, pericolo pubblico numero 1 della difesa del Cus, e c'è anche Maria Giuseppone, innesto del mese di dicembre, che ha saputo subito inserirsi bene nelle rotazioni appunto nel tecnico argentino. Risponde il Cus Cagliari con Eugenia Caldario, Arianna Landi, c'è Sara Sayas in quintetto al posto di Striulli, c'è Anna Ljubenovic e c'è anche Rachele Niola. Ormai siamo pronti allora per una palla a 2, primo derby del 2020, con l'augurio che sia appunto un anno fortunato per il basket sardo, soprattutto in rosa. Brunetti e Caldaro a contendersi la palla a 2 di questa partita. Il primo possesso è per la Virtus, che attacca subito con Georgieva, un pallone qui telefonato per Landi, il primo recupero della partita che ci attendiamo vibrante, caratterizzata da agonismo, aggressività, magari da un punteggio non troppo alto
Vediamo un po' qui Niola da 3 punti, il pallone che gira sul ferro e poi esce il contropiede condotto da Zolfanelli per la Virtus, aggressiva davvero qui la squadra ospite che va a recuperare il secondo pallone di questa partita. Arriva Ljubenovic, la tripla in faccia a Giuseppone che aveva pure alzato la mano per cercare di ostruirle la visuale. Zolfanelli dal palleggio, poi si arresta, passa dietro il blocco di Brunetti, il tiro da 3 punti si infrange sul secondo ferro, il rimbalzo stavolta è comodo per Ljubenovic e poi dimenticata totalmente là sotto. Eugenia Caldaro, vanno a parlare tra loro Giuseppone e Brunetti, scuote la testa Giuseppone che sostiene appunto la marcatura fosse della compagna. Qui gran backdoor da parte della giocatrice ex di Napoli, appoggia al vetro il canestro della parità. 8:40 da giocare nel primo quarto, 2-2 il punteggio. Landi mette il pallone per terra, si propone e riceve Caldaro, il consegnato ancora per la giocatrice ex Bologna, accoppiata con Georgieva, il pallone in angolo da Caldaro, situazione complicata, 5 secondi allo scadere di 24. Caldaro si inventa letteralmente un gran canestro qui in situazione di 1 contro 1 e riporta avanti la sua squadra. 4-2 entrambi i canestri nel CUS fin qui sono stati firmati da Caldaro. Georgieva si apre per ricevere Brunetti, un altro backdoor non seguito, stavolta Zolfanelli va fino in fondo, tanta aggressività sulla palla ma poi una difesa senza palla. Il CUS questi primi possessi difensivi ha lasciato un po' a desiderare, infatti parlano, immaginiamo proprio di questo, coach Sciascia, il suo assistente Andrea Ghiani. Qui sbaglia Niola ma poi fa forte a rimbalzo d'attacco, è sfortunata poi sugli sviluppi perché calpesta la linea di fondo campo, pertanto il pallone rassegnato alla Virtus per la rimessa in gioco. Sentite il battimani, suono dei tamburi a fondo campo come sempre qui al Palarestivo. È un derby molto atteso. Qui il tentativo di anticipo di Caldaro su Giuseppone, l'ultima a toccare è stata proprio la lunga ex Vicenza, dunque rimessa in attacco per la squadra di Iris Ferrazzoli. Parità a 4, 7:35 per la conclusione del primo quarto. Tanta aggressività stavolta per Ljubenovic che secondo gli arbitri qui va a esagerare un po', frana addosso all'avversaria. C'è il primo fallo della partita per la giocatrice slovena che ha parlato alla vigilia di questa partita, è una delle ex, peraltro ha detto di ricordare con piacere la sua esperienza alla Virtus, la prima in Sardegna datata 2013-2014, soprattutto per la sua esperienza da istruttrice delle bimbe del mini basket che nel frattempo sono cresciute e che magari sono presenti al Palarestivo sugli spalti con il cuore un po' diviso a metà in questa partita. Rimessa dal fondo, altra palla persa, Niola a eseguire per Landi. Georgieva va a prenderla fin dalla rimessa, le mette un po' di pressione, prova a mangiare qualche secondo e ci riesce la giocatrice bulgara. Ora ne ha 15 il CUS per provare a costruire qualcosa. Caldaro, il consegnato per Sayas, prova a mettere il pallone per terra, forte Pellegrini in difesa. Niola mette il pallone per terra, scarica in angolo. Caldaro un piazzato che può mettere, qui lo sbaglio si fa sentire a rimbalzo difensivo. Iva Georgieva, palla contesa, gran lavoro qui ancora di Rachele Niola che non si dà mai per vinta, mette le mani sul pallone e la regola del possesso alternato permette al CUS di ottenere gratis sostanzialmente un possesso offensivo letteralmente gettato nel cestino dei rifiuti, regalato questo contropiede 1 contro 0 a Iva Georgieva che ringrazia e regala alla sua squadra il primo vantaggio nella partita sul 6-4. Il taglio di Caldaro, un po' di difficoltà da parte di Giuseppone nel seguirla in situazioni dinamiche. Sayas fino in fondo, canestro con fallo, potenziale gioco da 3 punti, faccia tosta, cattiva per la giocatrice molto giovane ma già con buone esperienze a livello di Serie A2, la giocatrice prescelta da Sciascia per partire in quintetto stante l'assenza del capitano Striulli che probabilmente vedete a fondo campo assiste all'esecuzione dalla lunetta della sua compagna di squadra. Parità a 6 e manca il controsorpasso da parte del CUS con Zolfanelli che strappa via forte il pallone, qui non lo porge
facilmente all'avversario, partono i raddoppi e parte un altro recupero, il marchio di fabbrica del CUS, la difesa aggressiva sul pallone, scarico sotto per Caldaro, la stoppata di Giuseppone è fallosa secondo gli arbitri, dubbi per Giuseppone che a breve uscirà per far posto a Jeannette Guilavogui. Primo fallo della partita per Giuseppone. Guilavogui che fu essenziale nella vittoria della Virtus nel match d'andata, non spiccò particolarmente dal punto di vista statistico ma fece davvero tantissima sostanza sotto i tabelloni, permettendo alla sua squadra di avere la meglio. Sbaglia Caldaro con il primo tiro libero, secondo libero sbagliato consecutivamente dal CUS, arriva poi il canestro per Caldaro. C'è un'altra sostituzione in casa Virtus Cagliari, l'ingresso in campo di Anna Lussu, esce Laura Pellegrini Bettoli, tutto questo a 6 minuti e 19 secondi dal termine del primo quarto, con la partita che è molto intensa. Il CUS è avanti nel punteggio sul 7-6. Zolfanelli dal palleggio, Guilavogui va a bloccare, apre lo spazio in un primo momento per la penetrazione, Lussu in angolo, Guilavogui in post medio riceve bene sul tentativo di anticipo della difesa, si guadagna 2 tiri liberi. L'equilibrio senz'altro la fa da padrone in questo inizio di partita. Da segnalare, come detto, l'approccio difensivo molto buono da parte del CUS, con una serie di palloni recuperati. Ora impatta a cronometro fermo Jeannette Guilavogui che sbaglia il secondo, allora 7-7 sul tabellone del palo restivo. Niola va in questa situazione di quintetto a prendersi maggiori responsabilità, immaginiamo in sede di costruzione dell'azione. Ora il pallone arriva nelle mani di Saias, l'hesitation, Lussu è una giocatrice specializzata in difesa ma per poco non pagava dazio contro Saias, davvero una difesa pazzesca nel CUS in termini di aggressività sul pallone. Sottolineiamo ancora una volta Brunetti fuori, Zolfanelli esplora la situazione, legge bene il pick and roll, Guilavogui si appoggia al vetro, è sfortunata qui la giocatrice ex Savona. Allora riparte il CUS affidandosi a Sara Saias, arriva Ana Ljubenovic, guarda il canestro, parte bene in palleggio, la difesa è schierata, trova un gran scarico per Sara Saias, 2 punti per la numero 11 da condividere però in questo caso con Ljubenovic, autrice di un buonissimo assist. Risposta immediata della Virtus che attacca molto bene nei primi secondi dell'azione. 9-9 ancora a braccetto queste due squadre. Saias, zona per la Virtus, questa è la scelta di Ferrazzoli molto presto nella partita. Caldaro qui non marcata in maniera tempestiva da Brunetti, per poco non trovava il canestro. Dall'altra parte Guilavogui, la transizione bruciante della Virtus che arriva ancora sul vantaggio. 11-9 qui il time out di Iris Ferrazzoli, il time out, chiedo scusa, di Federico Sciascia per cercare di amministrare la situazione. Buonissimo impatto di Guilavogui, entrata in campo per sostituire Giuseppone. Tanta intensità, brava a farsi trovare lanciata in contropiede, 2 canestri consecutivi e allora la Virtus è avanti, come detto, di 2 lunghezze. Mentre andiamo a vedere anche le altre partite che compongono questa giornata di campionato, la 16ª, ricordiamo Faenza contro Umbertide, San Giovanni Valdarno contro Campobasso, ancora Civitanova Marche contro Livorno, Selagius contro La Spezia e High School Basket Lab contro Nico Basket Pistoia. Questo il quadro delle partite. 4 minuti e 35 secondi per chiudere il primo quarto. Vediamo se arriva la reazione immediata da parte del CUS, che si affida ancora a Sara Saias. C'è Niola, poi Saias, come detto zona confermata ancora da parte della Virtus. Saias lascia lì un ottimo scarico per Caldaro, che però inizialmente si dimentica il pallone. Stavolta la freccia premia la Virtus, che potrà riportarsi dunque nella metacampo offensiva. Giorgeva sulla rimessa,
e arrivano i cambi per il Cus. Prova a cambiare qualcosa Sciascia, fuori Niola e Caldaro, dentro Novati e Puggioni. Puggioni altra ex di questa partita. Ci sarebbe anche Favento, che però ha da tempo terminato la sua stagione in seguito a un grave infortunio occorso proprio nei primi mesi di stagione. Anche Niola è una ex di questa partita. Intanto gran penetrazione di Iva Georgieva, fa tutto bene tranne l'appoggio a canestro. Prova a rispondere il Cus, sempre zona per la Virtus. Ljubenovic lascia il consegnato nelle mani di Landi, quindi c'è Arianna Puggioni che potrebbe anche segnalarsi in situazioni di attacco alla zona. Ora Saias, la partenza lungo la linea di fondo, cerca il taglio di Novati, non lo trova, va a nozze con questa situazione la Virtus. Georgieva, altri due in contropiede. Vediamo un po', fischio a punire Novati qui, che evidentemente è entrata in campo per la rimessa con il pallone in mano, e allora ingenuità che può costar cara. La Virtus ha in questo momento l'inerzia in mano nel primo quarto. Zolfanelli sulla rimessa per Ghilavogui, 3:38. Ghilavogui lascia il consegnato nelle mani di Zolfanelli, gioco a due. Zolfanelli poi va da Lussu, penetrazione rapidissima contro Puggioni, tiene il contatto, chiede un fallo che non arriva, poi va a lottare sul pallone, serve un involontario assist per Saias, che però è sola contro due, va lo stesso dentro e sbaglia. Sara Saias probabilmente avrebbe dovuto cercare di aspettare le compagne nell'ultima circostanza. Sta per tornare Niola. Zolfanelli a lavorare sul blocco di Brunetti, il tiro dalla media è sbagliato, ancora non è riuscito a entrare in questa partita Zolfanelli. Tornerà Pellegrini Bettoli. Novati per Puggioni, guarda il canestro, l'uscita di Zolfanelli è in ritardo, Puggioni punisce puntualmente. -1 Cus, 13-12, questa è la reazione della squadra universitaria dopo il momento di impasse offensiva dovuto anche alla zona della Virtus. Brunetti va dentro contro Ljubenovic, giro e tiro, forse anche un contatto qui, anzi togliete pure il forse, ma Brunetti trova il modo di realizzare questo grandioso canestro in fade away, restituisce così il +3 alla Virtus sul 15-12. Landi, Saias fa circolare per Ljubenovic, che ha, come ben sapete, anche una dimensione esterna. La tripla stavolta la prende Landi, la sbaglia, il pallone che si è mosso però in maniera abbastanza lenta. In questo caso nell'attacco del Cus ha avuto vita facile la Virtus nell'amministrare insomma la situazione. Ancora cambi, fuori Saias, buon approccio, responsabilizzato una volta di più dal suo allenatore, forse un po' di stanchezza nell'ultimo minuto. Allora è tornata subito Rachele Niola, 2 minuti 10 secondi per andare al primo mini intervallo. Iva Georgieva raccoglie il palleggio senza saper bene cosa fare di questo pallone, si cerca una sorta di alto basso qui sull'asse Brunetti-Ghilavogui, il pallone che si perde oltre la linea di fondo campo. Rimessa per Niola a beneficio di Landi, chiama 2 dalla panchina Ferrazzoli, e questo vuol dire che si difende sempre a zona. Novati fuori, Niola, Landi, Puggioni, stavolta la circolazione è più rapida ma si fatica ancora a costruire un vantaggio. Ci prova Puggioni dall'angolo, stavolta non la mette, il suo tiro è corto, il rimbalzo lo porta giù Federica Brunetti. Pellegrini Bettoli dall'altra parte, il suo palleggio, il pallone dentro, davvero affrettato a mio giudizio per Ghilavogui. La vita facile la difesa del Cus nel recuperare il pallone. Novati in ritmo, Puggioni da 3 trova soltanto il primo ferro. Questo era un tiro ben preso dal Cus, purtroppo per Puggioni sbagliato. Georgieva, buono lo scarico per Ghilavogui, prova a tenere ancora il contatto, sbaglia, sono tanti i contatti. Giustamente non fischiano tutto, altrimenti ben poche giocatrici riuscirebbero a terminare questa partita. Il metro arbitrale fino a questo punto insomma sembra corretto, possiamo riassumere così. Qui la linea di passaggio intercettata da Ghilavogui, il recupero perfezionato da Pellegrini Bettoli. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto, +3, palla in mano Virtus. Georgieva mette ordine, stavolta c'è il blitz sul pick and roll di Novati che però non trova il pallone. Landi costretta a spendere il fallo su Brunetti, se non abbiamo visto male, e così fallo di Landi e rimessa dal fondo. Questo era il quarto fallo di squadra per il Cus, che è giunto a 38 secondi
dalla prima pausa della partita. Allora rimessa in attacco affidata ad Anna Lussu, prova a smarcarsi Ghilavogui, qui una cosa veramente da dimenticare per la Virtus, incomprensione tra Lussu e Ghilavogui sulla rimessa in attacco. Il cronometro è rimasto sui 38 secondi, non è cambiato nulla, stavolta però ad attaccare sarà il CUS. Perazzoli chiede alla sua squadra di allungare la difesa. Niola ha ricevuto ora. Landi sulle sue tracce, immediatamente Georgieva. Va con l'ancata qui Georgieva, non ne aveva bisogno probabilmente perché stava già ottenendo ciò che voleva, ovvero rubare qualche secondo all'attacco del CUS. Gli arbitri puniscono questo movimento, sono passati 5 secondi e la rimessa da zona difensiva ancora per la squadra universitaria. Riceve Niola, stavolta accoppiata con Pellegrini Bettoli, c'è Puggioni, qui l'anticipo di Ghilavogui, ancora una cosa preziosissima di Ghilavogui che però sbaglia, qui chiede un contatto e protesta ancora a gran voce. 16 secondi, stavolta può andare fino in fondo il CUS, deve cercare di non sprecare altri palloni. Niola si apre per il pick and pop, Novati viene ignorata, sbaglia Niola con la mano sinistra, 3 secondi, vediamo se riesce a prendere la preghiera. Pellegrini Bettoli trova soltanto il tabellone, termina il primo quarto di un derby molto intenso come nelle aspettative. Davanti c'è la Virtus sul punteggio di 15-12, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Squadre pronte a tornare in campo al Palarestivo dopo un primo quarto molto combattuto. La Virtus Surgical Cagliari è avanti sul CUS, 15-12 il punteggio sugli scudi, soprattutto Jeannette Ghilavogui, brava qua a rompere l'equilibrio dopo il suo ingresso in campo al posto di Maria Giuseppone. È suo il canestro in contropiede che ha regalato il +3 alla squadra bianco-blu. CUS che ha sofferto un po' la zona, avversati, ha trovato con Puggioni il canestro del -1, ma poi, come detto, non è riuscita a controsorpassare dopo il botta e risposta iniziale. Arrivano anche le statistiche del primo quarto, allora vediamo qualche dettaglio in più. Sono già 7 i punti di Jeannette Ghilavogui, da segnalare 5 rimbalzi di Federica Brunetti. Virtus che ha tirato dal campo con 7 su 13, quasi 54%, 5 su 15 invece, 33% per il CUS. La miglior marcatrice delle universitarie Sara Sayas con 4 punti. Non cambia l'atteggiamento difensivo nella Virtus in questo secondo quarto, sempre zona. Novati sbaglia da 3, c'è il controllo qui stavolta dei tabelloni in zona difensiva da parte della Virtus. Post basso per Ghilavogui contro Landi, situazione che può attaccare la giocatrice della Virtus, lo fa bene, ancora sfortunata però al tiro, le sono mancate un po' le percentuali a fronte di comunque tanto impegno. Niola a costruire, Landi, Novati, vedremo se Sciascia sarà riuscita a sistemare l'attacco della sua squadra contro la zona.
questo possesso è ancora difficoltoso, 6 secondi, Kus non ha costruito niente, allora Landi si deve inventare questa tripla che permette alla sua squadra di pareggiare i conti a quota 15, mentre sta per tornare Sara Saïas. Si alza anche Martina Zolfanelli dalla panchina della Virtus, una tripla un po' estemporanea, ma ringrazia comunque il Kus che è in parità. Lussu probabilmente da 2 punti in questo caso, qui l'ingenuità di Puggioni e anche l'esperienza di Lussu da segnalare. Il fallo sul tiro che, ripetiamo, dovrebbe essere da 2 punti, mentre arriva il doppio cambio. Ghila Vogui, dopo aver un po' spaccato la partita, si è fermata anche a causa della stanchezza, allora torna Giuseppone per la Virtus, che sarà chiamata ad avere un impatto maggiore rispetto a quello dei primi minuti. Fuori Landi, dentro Saïas. Anna Lussu in lunetta per la Virtus Cagliari, prima stagione in bianco-blu per lei, primo va dentro. 6,2 punti di media, 1,3 rimbalzi, un assist e mezzo a partita, 83% ai liberi per Lussu, che segna il secondo e porta la sua squadra sul +2, 17-15. Preannunciato il cambio con l'ingresso di Zolfanelli proprio al posto di Lussu, mentre Brunetti viene invitata a portarsi praticamente in sottocanestro, a prendere in consegna Ljubenovic. Novati, Niola riceve il consegnato, si prende il blocco di Ljubenovic, legge il movimento della difesa, trova un buon corridoio per la penetrazione dopo l'hesitation. Bel canestro per Rachele Niola. Il Kus ha ripreso ancora una volta la Virtus. Giuseppone taglia profondo, si apre per ricevere Brunetti, si sposta Georgieva che poi va a bloccare per Giuseppone, che potrebbe ricevere in post basso. Si lavorava per avere una situazione di mismatch tra Giuseppone e Saïas, ha cambiato però il Kus per non pagare dazio in quella situazione e ha sventato questa opportunità offensiva per la squadra di Iris Ferrazzoli. Novati ha eseguito la rimessa verso Sara Saïas, 7 minuti 55 secondi da giocare prima della pausa di metà gara. Ljubenovic, Novati, ancora l'ala slovena, guarda il canestro, tira in faccia a Brunetti, sbaglia Brunetti, qui non ha alzato neanche il braccio, ha concesso il tiro a Ljubenovic, ma può metterla Ljubenovic, lo sa bene anche Brunetti. Zolfanelli, 13 secondi per il tiro, mette il pallone per terra Pellegrini Bettoli, penetra andando verso sinistra, si infrange contro il muro difensivo eretto da Ljubenovic. Novati corre il campo, scarica non benissimo per Saïas, ha perso di energia, di flusso l'attacco del Kus, che però riesce in qualche modo ad andare sotto con Novati, non prende il tiro, preferisce servire Ljubenovic, sbaglia qui la giocatrice ex Palermo. Step back e tiro da 2 sbagliato da parte di Pellegrini Bettoli, che poteva forse gestire un po' meglio il pallone in questa situazione di transizione. Sempre zona per la Virtus, l'indicazione arriva sempre dalla panchina. Puggioni in angolo, Ljubenovic mette il pallone per terra, resta dietro Brunetti, il fallo è evidente da parte di Federica Brunetti a mio giudizio, nonostante le timide proteste da parte del pivot della Virtus. Ecco il cambio, Novati ancora non è riuscita a lasciare il segno in questa partita, va a rincuorarla il suo allenatore, torna Caldaro. 6 minuti 49 secondi ancora da giocare nel secondo quarto di questa partita, rimessa in attacco per il Kus, che può cercare dunque di tornare in vantaggio dopo lungo tempo. Prima però c'è il cambio e primo ingresso in partita per Nicole Boneva in casa Virtus. Fuori Pellegrini Bettoli, Ljubenovic fa saltare Brunetti, sbaglia però al momento dell'appoggio, tra piccola ingenuità difensiva per Brunetti, che ha boccato in pieno alla finta, non ha pagato dazio, però è stato un po' graziata in precedenza da Ljubenovic. Molto bene dall'altra parte Georgieva, questo è il suo pane quotidiano, appoggio a canestro proteggendosi con il ferro e nuovo vantaggio Virtus sulla 19-17, 6-20. Caldaro, l'end-off per Niola, va verso sinistra, tentativo di virata, il taglio di Caldaro non seguito, stoppata praticamente dal ferro Eugenia Caldaro. Tanta intensità difensiva, lo abbiamo detto, da una parte e dall'altra, ma non mancano al tempo stesso anche gli errori, soprattutto nella difesa lontano dal pallone.
Boneva qui tiene il pallone fermo a lungo, 6 secondi, la Virtus si deve inventare qualcosa, qui prova a farlo con Georgieva, dentro per Giuseppone, l'anticipo di Ljubenovic, Niola non si avvede del passaggio della compagna, le chiede di alzare la testa, di stare più attenta. Georgieva segna con il fallo, è libero supplementare anche per lei, nuovo allungo della Virtus sul +4 ora, 21-17, chiamata offensiva di Iva Georgieva a tenere banco in questa prima metà del secondo quarto. Fuori Puggioni, intanto per il Cus si alza ancora il coro del pubblico del Palarestivo e time out in campo. A chiederlo è stato coach Federico Sciascia. Anche noi ci andiamo a prendere una brevissima pausa. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Quasi esaurito, anzi è esaurito in questo momento il time out chiesto dal tecnico del Cus Cagliari Federico Sciascia, con uno sforzo offensivo e difensivo. La squadra ospite aveva ripreso la Virtus, partita che però negli ultimi minuti è stata segnata dalla fiammata di Iva Georgieva. Qui canestro con fallo e possibilità di regalare alla sua squadra il massimo vantaggio nella partita sul +5. Andiamo a vedere anche le statistiche di Georgieva in questa stagione: 13,7 di media, la miglior realizzatrice di squadra, 34 minuti di impiego, tiri liberi con il 73%. A tutto questo aggiunge anche 5 rimbalzi e mezzo di media, 2 assist. Ha convertito anche il libero aggiuntivo. Allora, come detto, massimo vantaggio Virtus sul +5, 22-17. Niola, Ljubenovic, si apre Caldaro, consegnato per Niola, accoppiata con Boneva, pick and pop con Ljubenovic, non servita, c'è il buon taglio di Caldaro, qui errore per Eugenia Caldaro, buona l'intimidazione di Giuseppone. Giuseppone che riceve ora da Zolfanelli, piazzato frontale per Brunetti, che può essere anche letale con questo genere di soluzioni, qui però non la mette. Brunetti sta un po' mancando alla Virtus in questo momento. Landi da 3 punti ci prova ma manda sul secondo ferro, si allacciano a rimbalzo Brunetti e Ljubenovic, arriva anche la manata di Georgieva. Vediamo un po' per cosa hanno optato gli arbitri. Fallo della giocatrice in canotta numero 15, si tratta proprio di Federica Brunetti, che è andata a spendere il secondo fallo della sua partita a 5 minuti esatti dal termine del primo tempo. Situazione falli comunque in controllo da una parte e dall'altra, 2 di squadra per parte, mentre facendo 1 dalla panchina Ferrazzoli. Vediamo se la Virtus si accoppia a uomo su questa rimessa. Prima però ci sono 2 cambi, Podda e Ghila Vogui, fuori Boneva e Brunetti. Un doppio avvicendamento in casa virtussina. E allora siamo pronti per ripartire. Sayas per Caldaro, Landi, ed è così a uomo sulla rimessa dal fondo. La Virtus passa davanti al blocco, Zolfanelli, poi Ljubenovic che insiste, Niola un secondo, ancora il Cus in difficoltà nella metà campo d'attacco. Ha ragione la difesa della Virtus, premiata l'energia clamorosa della squadra di Iris Ferrazzoli. Cambio stavolta dall'altra parte, va a riposare dopo un bel po' di tempo Ana Ljubenovic, che nelle settimane conclusive del 2019 è cresciuta tantissimo dal punto di vista del rendimento anche offensivo. Un altro tema interessante della sua intervista prepartita è stato proprio questo. Ha detto inizialmente sentiva un po' la pressione, anche perché a Selargius non era finita
benissimo, si sa che la straniera della squadra deve fare un po' la differenza. Era un po' frenata da questo aspetto, poi è stato bravo coach Sciascia a scaricarmi di dosso questa tensione. I risultati si stanno vedendo in campo e si vede qui anche la tripla di Rachele Niola che permette al CUS di accorciare sul -2, 22-20, 4 minuti per il riposo lungo. Podda consegnato per Zolfanelli, il blocco di Chilavogui, penetrazione rapidissima, Zolfanelli sbaglia, ottimo rimbalzo d'attacco per Giuseppone, extra possesso Virtus. Podda per Georgieva, spara da 3 punti anche lei, attenzione c'è un fischio però lontano dalla palla, non sul tiro da 3 punti di Georgieva, contestato da Landi, fallo segnalato ai danni di Paola Novati. E dunque si resta lì, terzo fallo di squadra per il CUS Cagliari. Fuori Novati, non ha ancora inciso in questa partita, può dare senz'altro di più. C'è il primo ingresso quest'oggi di Federica Madeddu, classe 2001, ala che le ha dato tanto negli ultimi anni in termini di infortuni, finalmente a disposizione in maniera continuativa del suo allenatore. Lussu da 3 punti, risponde Aniola, altra tripla, nuovo +5 Virtus. E come vedete c'è anche la zona, parte fronte pari. Madeddu fuori da Aniola, a circolare per Landi, attacca, poi va dietro la schiena per Madeddu, gran palla questa di Landi, Madeddu non riesce a realizzare, Saias tiene vivo, dentro per il taglio di Madeddu, segna con il fallo, si va avanti a suon di triple e giochi da 3 punti, stavolta provvede Federica Madeddu per riportare la sua squadra a contatto. 25-22. Madeddu sbaglia il libero supplementare, Landi per poco non riusciva a permettere un altro extra possesso alla sua squadra. Zolfanelli tiene il palleggio vivo, arriva Chilavogui, ancora Zolfanelli, creato lo spazio per il tiro da 3 della numero 9 che però non è riuscita a realizzare. Madeddu per Landi, 3 minuti per tornare negli spogliatoi. Saias, poi Caldaro, Saias, Landi guarda ancora il canestro, Madeddu prova a smarcarsi, Caldaro, il movimento di potenza, difesa di Giuseppone, qui è regolare, transizione Virtus, Georgieva fino al capolinea, altri 2 per Iva Georgieva e nuovo +5 per la Virtus. Continua questo elastico nel punteggio fra +5 e +3, pescata Caldaro da sotto, l'assist prezioso lo ha firmato Arianna Landi. 27-24, 2-20, si alza ancora Podda, dal palleggio c'è Lussu, va fino in fondo anche lei, canestro con fallo. Se c'è una giocatrice Tad Erbi è proprio Anna Lussu e anche questa sera lo sta dimostrando. Vediamo un po' chi esce per far posto a Podda. Sarà verosimilmente, anzi sicuramente proprio Lussu. E così infatti Lussu realizza il tiro libero che vale il nuovo massimo vantaggio nella sua squadra. E torna a uomo qui la Virtus. Avete sentito sottofondo la chiamata 1 di Ferrazzoli. Landi, il blocco di Madeddu, pallone dentro per Madeddu, ancora da parte di Landi. Non era una brutta idea, ma non è pronta la ricezione, il prodotto del vivaio del CUS Cagliari. Ultimi 2 minuti del secondo quarto. Zolfanelli per Georgieva, porta il pallone nella metà campo offensiva. Georgieva lavora contro Landi che passa davanti al blocco in movimento peraltro da parte di Giuseppone, fallo in attacco. Vediamo un po' la situazione falli di Giuseppone, dovrebbe essere il secondo questo se non ricordiamo male. Eh sì, è il secondo fallo personale di Maria Giuseppone.
Landi, Sayas, Niola, ancora zona qui per la Virtus. Landi non riesce a guadagnare vantaggio, continua la circolazione, Niola da 3, solo Ferro a rimbalzo, si lotta in maniera furente, alla meglio Giuseppone che fa valere i centimetri, poi è stata Niola probabilmente l'ultima a toccare, non Zolfanelli. Il Cus in questo caso chiedeva la rimessa. Un minuto e 15, Georgieva raccoglie il palleggio, prova Ghila Vogui, 6 secondi per l'attacco della Virtus. Podda, Giuseppone taglia dentro Ghila Vogui, si deve affrettare Zolfanelli, la preghiera accolta dal canestro, incredibile, gli dei del basket schierati dalla parte della Virtus. Zolfanelli ha messo un canestro incredibile, nuovo massimo vantaggio, più 8 e palla recuperata. Il Cus che spende anche il fallo antisportivo qui con Landi, momento di confusione generato proprio dal canestro di Zolfanelli, a mio giudizio, anzi forse è stata Madeddu a commettere il fallo. E allora Iva Georgieva in lunetta, 2 liberi più possesso, ha la possibilità la Virtus di portarsi per la prima volta in doppia cifra di vantaggio. Sbaglia il primo però Iva Georgieva, fattore importante nel secondo quarto. Il secondo trova maggior fortuna, 33-24, comunque massimo vantaggio, più 9, 41 secondi, c'è il possesso aggiuntivo. Rimessa per Georgieva, richiamata l'attenzione degli arbitri. Cus che ha sbandato dopo aver subito la tripla di Zolfanelli, una specie di semigancio dai 6,75. Forse il canestro di Zolfanelli è stato concesso da 2 punti, vediamo un po'. Comunque il punteggio rimane sul 33-24. Georgieva, la virata, il tiro con la mano sinistra è sbagliato. Chiamata di palla contesa, è premiata ancora la Virtus che ne ha di più, senza ombra di dubbio in questo momento della partita. Attende l'intervallo il Cus per provare a riordinare un po' le idee. Deve nel frattempo cercare di limitare anche i danni. Il rimbalzo difensivo buono per Niola, 23 secondi. Niola, Sayas non può andare fino in fondo, il Cus c'è una discrepanza di circa 5 secondi. Madeddu in ogni caso sbaglia in penetrazione, un tiro preso non benissimo in questo caso da parte dell'ala 2001 offerto. L'ultimo possesso del quarto alla Virtus. Georgieva sul blocco di Ghila Vogui, cerca di andare dentro, scarica fuori, Podda perde la maniglia, recupera Georgieva, il tiro di Georgieva per poco non va dentro anche questo. Termina il primo tempo al Palarestivo, una Virtus più energica e più concreta e avanti dopo i primi 20 minuti di gioco sul punteggio di 33-24 contro il Cus Cagliari. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi ovviamente torneremo per raccontarvi il secondo tempo della partita. Ciao, mi chiamo Mauro Langio e sono il responsabile marketing di Falcon Fitness. Falcon Fitness è la palestra ideale per te se desideri allenarti all'interno di una struttura con un personale altamente qualificato e con delle attrezzature di lusso. Questa palestra innanzitutto si differenzia per la tipologia di progettazione degli spazi, perché è una palestra completamente open space ed areata soltanto col top di gamma. Laddove molte palestre cercano di risparmiare sull'attrezzatura, Falcon ha fatto degli investimenti enormi per offrire ai suoi atleti solo il top. Per questo motivo questa palestra è per coloro che si vogliono allenare in un ambiente esclusivo, ma tuttavia in un ambiente comunque familiare e amichevole. Falcon Fitness confeziona l'allenamento per ogni singolo cliente grazie al nostro team di istruttori che sono dannatamente ben formati e preparati nella comunicazione one-on-one con i nostri atleti.
Tuttavia è importante che tu sappia che questa palestra ha una formula open molto interessante che ti consentirà di fare tutte le attività, sfruttare tutti gli spazi della palestra, poter allenarti la mattina, tornare a casa, pranzare e ritornare anche la sera a allenarti, in base alle tue esigenze, sfruttando tutte le attività presenti nel planning orario. Ancora non siete convinti? Bene, allora vi invitiamo a venire qui a vedere Falcon Arena con un tour gratuito, così magari cambierete idea. Vi aspettiamo, ciao! Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Squadre in campo al Palare estivo, pronte alla ripresa del gioco. Si riparte dal vantaggio Virtus 33-24 dopo i primi 20 minuti di gioco. Una partita intensissima, ritmi alti. La rimessa per Niola in quintetto per il Cus in questo terzo quarto assieme a Landi, Puggioni, Caldaro e Ljubenovic. Per la Virtus invece ci sono Lussu, Georgieva, Chilavogui, Brunetti e Zolfanelli. La zona della Virtus è stata la chiave del primo tempo e la difesa più in generale delle bianco-blu ha permesso di scavare questo +9 sostanziale e importante in vista del secondo tempo che è appena iniziato. Georgieva attacca Landi, resta un po' sui blocchi, arriva l'aiuto competente di Ljubenovic. L'ultimo tocco è stato di una giocatrice del Cus, protesta Ljubenovic, la rimessa è per la Virtus, protesta anche Sciascia che non ci sta. Peraltro la scelta è stata operata dall'arbitro che era un po' più lontano dall'azione ed è difficile che abbia visto chiaramente l'azione, visto che era abbastanza coperta. Va comunque a spiegare le sue ragioni verso il coach del Cus. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Allora Lussu sul pallone, Zolfanelli in angolo, la tripla sull'uscita di Niola, fa dentro Zolfanelli che ha dato una spallata importante alla gara con un circus shot incredibile nel finale del secondo quarto, e qui regala il nuovo massimo vantaggio alla sua squadra sul +12, 36-24. Ljubenovic mette il pallone per terra contro Chilavogui, è difficile per la giocatrice in canotta numero 13 seguirla così lontano da canestro. Arriva il fallo personale numero 1 di Jeannette Chilavogui, il pallone rimesso in gioco da Niola per Landi, Caldaro consegnato per Puggioni. Insiste Arianna Puggioni, va da Landi, carica il tiro. Su di lei c'è la difesa di Zolfanelli. Landi fuori, Niola deve prendere questo tiro, lo mette allo scadere dei 24. C'è ancora il Cus che risponde alla tripla di Zolfanelli in precedenza. Botta e risposta dunque tra le due, le distanze che sono invariate, 36-27 in favore di chi attacca. +9 Zolfanelli, Chilavogui, ancora Zolfanelli in angolo, Lussu mette il pallone per terra contro Landi, non riesce a guadagnare il centro dell'area, pallone recuperato stavolta dal Cus, il contropiede di Niola rapidissimo, manca però l'appoggio vincente a canestro, recupera Lussu, è già dall'altra parte un motorino, la numero 16 bianco-blu, Georgieva, una finta di passaggio, vuole la chiamata maglia dalla panchina Ferrazzoli, perché anche il Cus ha adeguato la propria difesa. Zolfanelli fuori, Georgieva, extra pass, Lussu da 3, errore, Puggioni
parte il contropiede dall'altra parte, Landi in angolo da Niola, chiede il pallone Caldaro, un mismatch con Lussu, Ljubenovic invece va da 3 punti, sbaglia Zolfanelli sul rimbalzo difensivo. Virtus che ha tirato col 45% dal campo nel corso del primo tempo, 33% invece per il Cus. Ghilavogui batte Caldaro, ottiene il contatto, segna con il fallo, ce n'è per 3 anche per Jeannette Ghilavogui. Più 11 Virtus, 38-27, atteggiamento che sembra combattivo per le padrone di casa anche in questo secondo tempo. Brunetti fuori, Giuseppone dentro, partita un po' sofferente fin qui per Brunetti. C'è Ghilavogui in lunetta allora. Dentro il libero supplementare di Jeannette Ghilavogui ed ecco il nuovo massimo vantaggio. Raggiunto per la seconda volta dalla Virtus, più 12. E Ljubenovic fermata con il fallo da Giuseppone, attenzione perché dovrebbe essere il terzo di Maria Giuseppone. Ljubenovic, immaginiamo che cercherà di caricarsi un po' la squadra sulle spalle a questo punto. Vediamo un po' l'indicazione. Eh sì, è il terzo fallo di Maria Giuseppone. Ljubenovic con il primo libero sbagliato, Ljubenovic che segna 15 punti e 2 di media con quasi 9 rimbalzi a partita, 78% a cronometro fermo, 0 su 2 in questo caso. Sarebbero stati 2 punticini preziosi per le ospiti che devono difendere ora Zolfanelli, Georgieva. Ancora Iva Georgieva, chiama in gioco 2 per la Virtus. C'è lo show difensivo di Caldaro, consegnato per Lussu da parte di Giuseppone. Lussu 2 secondi, deve tirare Anna Lussu, si riesce troppo in ritardo e allora naufraga questo possesso offensivo della Virtus Cagliari. C'è il time out in campo, lo ha chiesto Federico Sciascia. 6 minuti 36 secondi al termine del terzo quarto. Le padrone di casa ora sono avanti di 12 lunghezze sul, ripetiamo, 39-27. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Si torna in campo al Palarestivo, più 12 per le padrone di casa a caccia quest'oggi della quinta vittoria in campionato e a caccia di un colpo grosso che potrebbe permettere di bissare il successo dell'andata. Il Cus ancora non ha trovato la chiave giusta per interpretare questa partita. Puggioni, Virtus che prende a uomo su questo possesso, Landi sul blocco di Ljubenovic, va a forzare il blocco Georgieva e viene sanzionata con il fallo. Protesta Ferrazzoli, stavolta sostiene invece che Ljubenovic avesse aggiustato la posizione del blocco. Ad ogni modo rimessa in attacco per il Cus, Niola per Eugenia Caldaro, vuole il consegnato per Landi, blocco di Ljubenovic, Landi l'hesitation, va dentro, appoggia al vetro, il canestro del meno 10, buon lavoro qui di Arianna Landi. Sta per tornare Podda per la Virtus, zona per il Cus in questa fase del terzo quarto. Adeguamento difensivo che era assolutamente nell'aria già da tempo per la compagine universitaria. Ghilavogui, Zolfanelli, Georgieva in angolo, vediamo come se la cava allora la Virtus. Qui inizia male Georgieva buttando via un pallone che voleva destinare in gomito. Landi dentro subito per Caldaro, salta Giuseppone sulla finta, il pallone rotola per terra, in 3 a contenderselo
La freccia indica la direzione d'attacco della Virtus. Ecco il cambio. Fuori Giuseppone con 3 falli a carico, ricordiamo. Dentro Podda non solo, c'è anche Pellegrini Bettoli. Fuori Lussu. Dall'altra parte ci riprova Novati, che va a dare qualche minuto di respiro a Caldaro. Il tema ora è appunto vedere come la Virtus se la cava contro la zona del CUS, mentre osserviamo in panchina c'è forse qualche problema al polpaccio sinistro per Brunetti. Vediamo un po' come si evolve anche questa situazione. Georgieva, Ghilavogui in punta, fa circolare per Zolfanelli, in angolo Pellegrini Bettoli, non contestato da 3, graziato qui il CUS. Ad ogni modo non può permettersi di battezzare in questo modo un tiro da 3 avversario. Poi è arrivato anche il fallo a rimbalzo, mentre c'è forse qualche problema per Novati. Vediamo un po'. (5 minuti e 16), siamo a metà sostanzialmente del terzo quarto. Le indicazioni qui sono tutte per Giada Podda, mentre c'è ancora da attendere per la ripresa del gioco. Le giocatrici del CUS fanno notare che c'è una zona del parquet pericolosamente scivolosa. Andiamo a vedere anche i prossimi impegni di queste due formazioni. CUS che dovrà attendere tanto prima di tornare tra le mura amiche di Saduchessa, riposerà anche nella prossima giornata in maniera forzata, perché avrebbe dovuto affrontare da calendario l'Atena Roma, che come ben sapete si è ritirato, meglio è stata esclusa da questo campionato già da diversi mesi. La Virtus invece sarà alle prese con una trasferta difficilissima a Ponte Buggianese contro la Nico Basket dalla media. Intanto Novati prova a suonare la carica per la sua squadra, che ora fa capolino sul -8, 39-31, zona contro zona. Pellegrini Bettoli, tentativo di anticipo qui di Niola, che poi esagera con la pressione, ci mette una mano, non trova il pallone, trova la mano dell'avversaria. È corretto questo fischio arbitrale a mio giudizio. Secondo personale per Niola. 4:48 da giocare nel terzo quarto. C'è Iva Georgieva sulla rimessa per la Virtus, la giocatrice bulgara trova Pellegrini Bettoli. Podda fuori, Georgieva, extra pass in angolo, Zolfanelli può far male da lì, ma stavolta il suo tiro è un airball. Puggioni, Landi, a uomo la Virtus in questo caso. Puggioni raccoglie il palleggio, non prende ritmo l'azione offensiva del CUS, infatti arriva la persa quasi sul tentativo di suggerimento in post basso per Novati. Difficile per l'universitaria trovare il ritmo in attacco, e anche il CUS si accoppia a uomo in questo possesso difensivo. Georgieva, Zolfanelli, si alternano tanto le difese per cercare di sparigliare le carte. Zolfanelli qui chiede un fallo, si porta secondo l'interpretazione arbitrale il pallone oltre la linea di fondo campo, e allora protesta lungamente, ma viene invitata a tornare in campo. Arianna Landi, chiamata a maglia nell'attacco del CUS. Il passaggio di apertura del gioco offensivo è per Puggioni. Ljubenovic consegnato per Niola, il backdoor di Puggioni. Attenta però Pellegrini Bettoli, non si fa beffare in questo caso, cambia mano qui per eludere la difesa di Niola, quindi suggerimento imposto, si spingono a vicenda Landi e Ghilavogui. Il fallo è della giocatrice della Virtus secondo l'interpretazione arbitrale
fallo in attacco, Ghilavogui protesta, vediamo anche la sua situazione falli. Secondo, 3:30 per chiudere i giochi del terzo quarto. Altra pausa perché il parquet deve essere asciugato, deve essere in sicurezza. Ne approfittiamo per darvi conto della classifica con ben 3 squadre in testa. Si tratta di Campobasso, Faenza e La Spezia, quindi Umbertide con 18, il Cus a 16 punti, poi un altro terzetto composto da Ariano Irpino, Valdarno e Nico Basket inseguono a 14. A 12 c'è il Cus impegnato in questa giornata proprio contro una delle 3 capoliste, ovvero la Cari Spezia. Quindi Civitanova con 10, Virtus con 8 punti, Livorno con 6 e Viterbo con 4. Chiude l'High School Basket Club ora senza punti. Georgieva viene fuori dopo una situazione un po' complicata. Zolfanelli, Pellegrini, Bettoli ancora sul perimetro. Georgieva, linea di fondo, Deraglia al momento di appoggiare in reverse. Landi fa ripartire l'azione del Cus Cagliari. Niola, c'era Novati sola sotto canestro, non se n'è avveduta Niola. Ljubenovic la sua penetrazione tenendo il contatto, sbaglia. Novati si ritrova il rimbalzo in mano, sbaglia, tiene vivo ancora Ljubenovic che alla fine segna con il fallo. Potenziale gioco da 3 punti per la Slovena, dove non arriva in termini di qualità di gioco, insomma in questo frangente ancora abbastanza complicato della partita. Il Cus prova ad arrivarci con il carattere, con l'orgoglio. È stato così nell'ultimo caso per Ljubenovic e ruba tra virgolette ancora qualche punticino la squadra di Sciascia, che sostituisce Pugioni con Saias nel frattempo e ha l'opportunità ora di andare sulle -5 nelle prime battute di questo terzo quarto. Il Cus è stato sotto anche di 12 lunghezze, mi è sembrato quasi in disarmo al momento del canestro di Zolfanelli, poi del successivo antisportivo, non in disarmo insomma, però in evidente difficoltà. È stata però in grado la squadra di Sciascia di riprendere l'avversario. Tornata Boneva nel frattempo per la Virtus. Ljubenovic con il libero aggiuntivo realizzato ed eccolo il -5 sul 39-34. Ultimi 2 minuti e 40 nel terzo quarto. Torna a zona il Cus, chiamata maglia per la Virtus. Ghilavogui, qui Novati va a sporcarle il pallone, la rimessa è per la Virtus. Georgieva per Boneva, ancora la giocatrice in canotta numero 6. Mette il pallone per terra Zolfanelli, in ritardo con lo scivolamento difensivo. Landi, fallo personale anche per lei. Ed è il terzo fallo di squadra per il Cus, il terzo personale per Landi. Sono 5 quelli spesi dalla Virtus. Pellegrini, Bettoli per Boneva. Ghilavogui in angolo, mette il pallone per terra, in ritardo probabilmente Novati, ma il pallone viene assegnato al Cus perché Ghilavogui ha oltrepassato la linea di fondo campo con il pallone in mano. Allora 2-12. Ancora grande frastuono qui al Palarestivo. Scarico sotto per Ljubenovic, tiene bene il piede perno, tiene anche la posizione. -3, un solo possesso di distanza tra le due squadre. 39-36. In angolo Pellegrini, Bettoli. Ribalta per Georgieva, difficoltà nella ricezione. Ancora Iva Georgieva, 6 secondi. Spara da 3 punti, Georgieva! Il canestro che permette alla Virtus di ricacciare indietro il Cus sul 42-36. È canestro che è arrivato in un momento cruciale della partita. Ljubenovic, linea di fondo. Ghilavogui
battuta in un primo momento sul palleggio, ma poi è brava a tornare. Pallone che passa qui per Georgieva, Ghilavogui dalla media distanza, solo ferro, Ljubenovic sul rimbalzo difensivo, trattenuta in maniera ingenua da Boneva, perché questo fallo costerà 2 tiri liberi alla Virtus. Doppia sostituzione, fuori Boneva, Giuseppone, anzi solo questo cambio per il momento per la Virtus. Liberi per Ljubenovic per tenere a contatto il Kus, ricacciato indietro, ripetiamo, dalla tripla di Georgieva. Meno 5 con il primo realizzato, 42-37, che diventa 42-38, 2 su 2 per Ljubenovic. Ultimo minuto del terzo quarto che inizia in questo momento. Giuseppone per Zolfanelli, ancora in angolo Pellegrini Bettoli, si fa vedere Ghilavogui, Zolfanelli cerca di servire dentro Giuseppone, ci sono troppe mani in mezzo, allora recupera Landi, torna Georgieva, si accontenta della rimessa il Kus e time out in campo, stavolta chiesto dalla panchina della Virtus Cagliari. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Si è esaurito il time out a disposizione delle due squadre, si riparte dal punteggio di 42-38 in favore della Virtus Cagliari, con il Kus in rimonta però da meno 12 a meno 3 a un certo punto, e poi ora meno 4, come detto. 44 sono i secondi che mancano al termine di questa frazione di gioco. Un derby che promette scintille negli ultimi 10 minuti. La rimessa in attacco per il Kus, eseguita a Saias per Novati, ha lasciato il consegnato nelle mani di Landi. Landi per Ljubenovic, il pallone per terra, Ljubenovic contro Georgieva, difesa aggressiva di Georgieva, da 3 punti Novati senza ritmo, secondo ferro, a rimbalzo c'è un fischio, fallo di Georgieva ancora, il fischio che fa arrabbiare tanto la Virtus, che manderà in lunetta Ana Ljubenovic. Polemiche a questo punto del terzo quarto, sta per tornare Anna Lussu. Un richiamo per Ferrazzoli. Dall'altra parte invece si pensa già al possesso difensivo. Abbiamo cercato di carpire qualcosa del colloquio a distanza tra Novati e Sciascia, mentre Ljubenovic sbaglia il primo tiro libero. Kus che difenderà verosimilmente a uomo nella parte restante di questo terzo quarto. Ljubenovic col secondo libero, questo invece va dentro. 42-39, si torna allora sulla situazione di qualche minuto fa, con un solo possesso di distanza tra le due squadre. Chiamata a maglia di Georgieva, poi lo schema chiamato il 3, Giuseppone contro Novati, Zolfanelli, si fa vedere Ghilavogui che poi blocca su Saias, passa dietro Saias, la tripla di Zolfanelli sbagliata, si fa sentire ancora rimbalzo difensivo Ljubenovic, 3 secondi, Landi poteva forse guadagnare un po' di campo ancora, non
riesce a ottenere nulla con la preghiera. Termina il terzo quarto, allora la Virtus è ancora avanti, ma stavolta di soli 3 punti sul 42-39. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Ultimi 10 minuti di partita al Pala Restivo in questo derby infuocato, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A2 Girone Sud. Vantaggio Virtus 42-39. Arrivano anche le statistiche. La miglior realizzatrice della partita fino a questo momento è Iva Georgieva con 13 punti, 4 su 7 da 2, 1 su 3 da 3 per lei. In doppia cifra c'è anche Ghila Vogui, 10 punti, 7 rimbalzi, prova di grande sostanza per lei. Mentre in casa Cus ci sono i 9 punti di Ljubenovic, gli 8 di Rachele Niola, i 6 di Eugenia Caldaro. Si riparte con Puggioni, Landi, Ljubenovic, Novati e Saias per il Cus che ricordiamo abbiamo fatto inizio partita ma lo facciamo nuovamente, deve fare a meno del suo capitano Erika Striuli, una delle migliori giocatrici del campionato senza ombra di dubbio. Intanto per poco Novati non pesca il jolly allo scadere di 24 secondi. Per la Virtus ci sono Zolfanelli, Georgieva, Lussu, Ghila Vogui e Giuseppone. Ljubenovic consegnato per Saias, si sposta verso sinistra, spara da 3 punti, Sara Saias è la tripla del pareggio a 42. Gran bel modo iniziare l'ultimo quarto per il Cus. Zolfanelli, vediamo come risponde la Virtus. Ribaltato il lato per Zolfanelli. Ghila Vogui, ancora da Zolfanelli, attacca Saias, fuori per Giuseppone allo scadere dei 24. Che cosa ha fatto Iva Georgieva per riportare avanti le sue? 45-42. Che gran derby si stanno regalando queste due squadre. Torna a zona la Virtus dopo il canestro realizzato. Landi, Ljubenovic lavora in avvicinamento contro Ghila Vogui. E la sensazione che in questo finale si andrà sempre più spesso da Ana Ljubenovic, una delle ex di questa partita. Vuole permettere alla sua squadra di riprendere il cammino giusto dopo 2 battute d'arresto consecutive. Lussu, qui deve stare attenta Giuseppone, l'uso del braccio esterno. Ghila Vogui, Lussu, la tripla frontale. Lussu trova soltanto il ferro, extra possesso per la Virtus. Dorme un po' a rimbalzo difensivo in questo caso il Cus. Georgieva, la sua serpentina dentro, è caldissima ora Iva Georgieva. 47-44. Puggioni, Landi, riceve ora Sara Saias. Landi fa circolare ancora per Arianna Puggioni. Saias prende il centro dell'area, il tiro cadendo all'indietro molto difficile, sbagliato, rimbalzo di Giuseppone e mette calma stavolta la Virtus con
Martina Zolfanelli. 7-18. Giuseppone. Georgieva. Ghilavogui accoppiata con Novati, arriva il blocco. Zolfanelli prova ad attaccare sulla linea di fondo, scivola Saïas, pallone riaperto per Ghilavogui, difende bene stavolta il Kus, finisce per terra Ljubenovic, pallone tra le mani di Landi. Puggioni, Novati, Landi, Saïas sul perimetro e poi dentro da Ljubenovic, chiamata a lavorare contro Giuseppone. Fallo numero 4 per Maria Giuseppone, con Brunetti che a questo punto non è in grado di riprendere il gioco. Problemi al polpaccio sinistro, vistosamente fasciato a questo punto per lei, magari in emergenza potrebbe ancora chiederle di dare una mano Iris Ferrazzoli. Vedremo un po' cosa accadrà. 6 minuti e 48 secondi per l'ultima sirena, chissà, di questa partita. Saïas sulla rimessa, Ljubenovic accoppiata con Ghilavogui, mette il pallone per terra, lo perde però e allora parte il treno bianco-blu in maglia numero 6, però ci mette anche troppa velocità, si trova in un amen sotto canestro, troppo sotto canestro, e infatti si fa stoppare dal ferro. 6-30, sempre più 3 in favore di chi difende Ljubenovic. Dentro per Landi contro Georgieva, Landi fuori, Novati, il pallone battuto per terra, poi torna indietro Novati, Paola Novati, eccola qui, 47 pari al pallarestivo, è ancora tutto in equilibrio. Zolfanelli, Ghilavogui, Georgieva, circola il pallone sul perimetro per la Virtus, chiede il pallone anche dentro però Giuseppone. Zolfanelli attacca Saïas che finisce giù, Georgieva fa saltare Puggioni dalla media, dentro Georgieva, mano fatata in questo secondo tempo per Iva Georgieva, sempre più miglior realizzatrice della partita, restituisce il vantaggio alla sua squadra sul 49-47. Tornerà a breve Caldaro. Saïas, c'è un problema per Novati, nel frattempo pesca la tripla anche Arianna Landi con il Kus che stava attaccando in 4 praticamente, e vedete che Novati deve lasciare il campo con problemi a un ginocchio. Problema che non sembra essere di poco conto per Paola Novati, che lascia il campo sulle sue gambe, poi si accascia, lei che ha avuto problemi importanti al ginocchio lo scorso anno a Palermo. Ci auguriamo che non sia nulla di grave per lei. E riprende la partita, allora 5 minuti e mezzo. C'è Caldaro in campo ovviamente al posto di Novati per il Kus. Novati che proprio in questo secondo tempo aveva trovato il modo di essere molto incisiva. Sbaglia nel frattempo Giuseppone. Squadre incerottate da una parte e dall'altra. Ricordiamo che la Virtus ha out per la stagione Silvia Favento, mentre c'è il fallo di Lussu. Il secondo di squadra per la Virtus, che si è controllato un po' di più da questo punto di vista rispetto al terzo quarto. Ghiaccio sul ginocchio sinistro di Novati, assistita dal vice Andrea Ghiani. Saïas sulla rimessa per Ljubenovic. Landi mette ordine, blocco di Caldaro. Landi dentro per Ljubenovic, fa saltare Ghilavogui, sbaglia però, arriva anche Giuseppone da dietro. Caldaro però tiene vivo, altra opportunità per il Kus. Puggioni dalla media, rifiutato dal ferro, rimbalzo difensivo per Giuseppone, poi Lussu lanciata in transizione, Lussu accelera, lascia lì tutti e segna il canestro del contro sorpasso Virtus. 51-50, partita ancora tesissima, 4 minuti e mezzo. Landi dal palleggio, prova ad andare dentro, perde la maniglia, recupera Giuseppone. La Virtus cerca di riprendere l'inerzia nel quarto finale della partita. Il fallo ai danni di Georgieva lo ha speso Ana Ljubenovic.
Rimessa dal fondo per la Virtus, Surgical, 4:16. Vuole più attenzione, Sciascia infatti è persa, Zolfanelli, Saia si esce un po' in ritardo, Graziata, un po' questa disattenzione difensiva. Niola sta per entrare, forse proprio al posto di Saias. Landi, Ljubenovic, Arianna Landi mette il pallone per terra, buona difesa di Georgieva, si torna fuori da Ljubenovic, dentro ancora da Landi, dall'altra parte si fa sportellate tra Ljubenovic e Ghilavogui, perché l'intento chiaro della difesa della Virtus è quello di negare le ricezioni all'ala forte di Lubiana. Terzo fallo di Ghilavogui, cambio, fuori Saias, dentro Niola. C'è bisogno di un po' più di esperienza probabilmente in questo momento della partita in casa Fuscagliari. Allora questa è la sostituzione. 3 minuti 52 secondi per chiudere i giochi della partita. 3 falli di squadra per la Virtus, uno soltanto per il Cus. Continuano le proteste di Iva Georgieva, che è abbastanza tranquilla a dire il vero. Ancora tifo molto rumoroso sugli spalti del Pala Restivo, mentre il gioco può finalmente riprendere. Caldaro, 51 per chi attacca, 51 per chi difende, chiedo scusa, 50 per chi attacca. C'è un altro fischio lontano dalla palla, quarto di Ghilavogui probabilmente. Vediamo un po', time out per Iris Ferrazzoli, mentre andiamo a vedere qual è la paletta che viene alzata dagli ufficiali di campo. Sì, quarto per Ghilavogui, sono 4 anche per Giuseppone. Problemi nel settore lunghi per la Virtus Cagliari. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steel Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Time out, Virtus a 3 minuti e 46 secondi dal termine sul punteggio di 51-50 in favore delle padrone di casa. Fase equilibratissima e molto tesa della gara. Si stanno facendo ora i giochi per stabilire chi andrà ad aggiudicarsi questo derby, che ha mietuto anche delle vittime. Brunetti da una parte, Novati dall'altra, manca Striulli per il Cus. Siamo pronti per la ripresa del gioco qui al Pala Restivo. La rimessa per il Cus, Puggioni fuori per Caldaro, quindi sul perimetro Niola, dentro da Ljubenovic contro Ghilavogui con 4 falli, tenuta in campo assieme a Giuseppone. Stavolta è perfettamente regolare la difesa di Jeanette Ghilavogui con braccia perpendicolari al corpo. Attentissima qui, e sempre di più il Cus andrà dentro da Ljubenovic in questo finale. Ancora di più, vista la situazione falli, Lussu da 2, sbaglia. Buon lavoro a rimbalzo difensivo di Arianna Landi con il tagliafuori prima e poi con il controllo del pallone. Niola, Ljubenovic, Landi a prendersi il pallone, riapre per Ljubenovic, dentro da Caldaro, un pallone troppo basso per essere ricevuto dalla giocatrice vicentina. Linea di fondo di Lussu, che però aveva messo un piede sulla linea laterale al momento della partenza. Allora respira il Cus, il punteggio non cambia ormai da un bel po' di tempo, 51 per la Virtus, 50 per le universitarie, mentre facciamo un po' il punto anche prima del rush finale sugli appuntamenti del weekend su Directa Sport. La sfida del San Salvatore Selardus contro la Spezia e poi anche il calcio a 5 di Serie C1 con la finale di Coppa Italia tra Ateneo Oristano e Cagliari Futsal.
ciclocross protagonista a Villacidro nella mattinata di domenica. Ancora il volley di Serie A2 con l'Ermea Olbia che si gioca la pool promozione contro il volley Cutropiano, e quindi il calcio regionale con il match valido per il campionato di promozione regionale girone B tra Tiesi e Lanteri Sassari. Qui Zolfanelli si è avventurata nel pitturato del CUS ed è andata a guadagnarsi un fallo prezioso perché le permette di andare in lunetta per provare a ristabilire un po' le distanze. Zolfanelli dentro con il primo tiro libero, 52-50, e il tabellone del palaresivo si muove dopo lunghissimo tempo. Zolfanelli sbaglia il secondo, il rimbalzo lo porta giù Ana Ljubenovic, direi abbondantemente in doppia anche oggi. Confermiamo, doppia d'ordinanza, quasi una giornata in ufficio per lei. Ana Ljubenovic intanto ribaltato il lato, Niola qui cerca un passaggio battuto per terra per servire il post basso di Ljubenovic, aveva capito tutto in abbondante anticipo Georgieva, che però è stata sfortunata in qualche modo. La rimessa ancora per il CUS, ma dal fondo. 3 secondi per il tiro. Vediamo cosa si inventa il CUS. Landi fa saltare Lussu da 3, Arianna Landi, errore, rimbalzo d'attacco preziosissimo di Niola che però non riesce a correggere. Allora più 2 palle in mano per la Virtus, 1:40 al termine della partita. Zolfanelli per Georgieva, sporca il pallone Niola in maniera regolare, rimessa per la Virtus. Grande concitazione in campo e anche in panchina, soprattutto sulla panchina della Virtus. Zolfanelli dal palleggio, poi c'è Giuseppone, ancora Zolfanelli, palleggio, arresto e tiro con il pallone che ruota attorno al ferro, poi esce. Landi, Pugioni, Ljubenovic. Pugioni attacca dopo il blocco di Caldaro e mette un canestro pesantissimo, anche lei è un ex. Arianna Pugioni per la parità a 52. Aria di supplementare al Palarestivo, ma c'è ancora tanto da giocare, 1 minuto abbondante. Lussu da 2 punti, una tabellata, poi è la più attiva, tanto per cambiare, sul pallone vagante e permette alla sua squadra l'extra possesso, rimediando al suo stesso errore. Georgieva si deve affrettare, stavolta non trova il jolly. Gran tagliafuori difensivo di Ljubenovic che consegna il pallone nelle mani di Landi. 38 secondi, Pugioni, Ljubenovic consegnato per Niola, taglia dentro Caldaro, vuole il pallone Ljubenovic, non c'è lo spazio per servirla. 5 secondi, Landi, gran difesa di Georgieva che poi si lancia in contropiede. Iva Georgieva con il canestro del più 2, 54-52, mancano 16 secondi al termine della partita. Niola sporca il pallone in un primo momento Lussu, Niola prova ad andare dentro, deraglia col pallone in mano, poi lo ritrova, lo perde, lo recupera Landi, sbaglia, attenzione c'è il fischio, 2 liberi per Landi a 1 secondo dalla fine. 2 tiri liberi per il CUS Cagliari che può pareggiarla in extremis. Grande pressione ovviamente per Landi, gestione dell'ultimo possesso della partita un po' particolare per le universitarie. Niola ha cercato a lungo la soluzione personale, ha faticato a trovarla. Il CUS che per un attimo è sembrato sconfitto, ma poi ha avuto ragione Landi, con più insistenza a cercare questo pallone, a ottenerlo, a prendersi il fallo, ancora contestato dalle giocatrici della Virtus. 2 liberi, Arianna Landi, 41% a cronometro fermo in stagione nel frastuono del Palarestivo. Segna il primo Landi, 5-4, 5-3. Seconda esecuzione di Landi, questo è sbagliato,
il rimbalzo di Giuseppone, finisce qui, la Virtus vince il terzo derby stagionale, 3-3, e bissa anche il successo dell'andata, impazzisce di gioia la squadra di Ferrazzoli che sale a quota 10 punti in classifica, e dall'altra parte inizia il pianto di Arianna Landi, e l'altra faccia della medaglia di questo derby, con il CUS che accusa la terza sconfitta consecutiva e che cercherà di rifarsi fra 2 settimane. La Virtus invece prova il più possibile a uscire fuori dai guai e si mantiene in una zona più tranquilla ora di classifica decisiva, senza ombra di dubbio, Iva Georgieva, ma è stata una prestazione del collettivo a garantire questa quinta vittoria stagionale alla Virtus Cagliari. A me non resta altro che chiudere il collegamento. Ringrazio Enrico Costa per le immagini e per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.